Benvenuti in un nuovo episodio di Espresso Podcast. Era scoppiata la moda di Dolce & Gabbana, no? La Noi di linea- che anni stiamo parlando? penso gli anni 90, o no? Inizio anni 90. Ora ci metto una politica. Prima degli anni 90. Allora andai a Milano con questa maglietta DG, Dolce & Gabinetti, però per ricordare sempre le cose napoletane. Dolce & Gabinetti, da Ernesto Afforia, che Ernesto Afforia, quando eravamo ragazzi e tu si dicevi come sto vestito, lui diceva guarda Ernesto Afforia, non la lucezza, perché Ernesto Afforia era l'amministratore delle pubbliche latrine. Che c'era Spasiani in mezzo alla strada, quindi Ernesto Afforia era l'amministratore che stava a Via Foria, e quindi quando si sfottava così diceva Ernesto Afforia. Poi da Ernesto Afforia e Cobianchi alla ferrovia. Cobianchi era un diurno, cioè arrivavano i passeggeri alla stazione vecchia, scendevano, passavano là, si facevano la doccia, lavavano, stanno ancora le foto se volete cercare su internet, i vecchi bagni pubblici, no? Ok. E quindi era un diurno. E io scrivetto da Ernesto Afforia, Bianca alla ferrovia, prezzi modici, sconti per stilisti. E loro fecero una maglietta che si vendeva all'epoca 100.000 lire, DG, da Stefano Doccia e Gabinetto, da Stefano Dolce, cioè da come Stefano Dolce e Domenico Gabbana. Domenico Gabbana. Prezzi modici, sconti per nostri listi. La fecero loro, ne cioè, fu bellissima questa cosa. Infatti c'è un articolo sul Mattino che si è scritto Dolce & Gabbana pezzotto, il pezzotto di Napoli. Addirittura. Perché voi poi la mandaste chiaramente questa maglietta allora. Per termini di rappresentanti, tu dei clienti insomma Certo, è importanti normale. a Napoli. Siamo il negozio mio sta dal 56, io sono nato nel 57. Dal 56. C'è un anno. La società proprio. Poi il negozio proprio come nascita, perché prima era un sarto armenio, io sono arrivato al 24, poi di più non ci sono. Cioè, non ho capito, Napoli Mania ha 70 anni. No. Il negozio armenio che Ok. abbigliamento. Ok. Poi nel 1994, siccome vabbè, che so dicimi Ok, no. Allora, un fatto che noi facciamo sempre è che noi siamo già partiti da un quarto d'ora, quindi possiamo andare a ruota libera. ok, posso L'unica cosa che ti consiglio, magari, di... Un pizzico più vicino. Esatto. Nel frattempo parli tu, poi io mi sporco. Esatto. Esatto. Magari... Esatto, certo. Magari anche avvicinarti se vuoi. Cioè, così state... esatto. Praticamente interessandomi della moda, prima di tutto questo Certo, sì. adesso, io giravo l'Europa, insomma andavo a Milano vendevo da PT Uomo, e si sempre stufazza i napoletani, insomma, sempre questa immagine di Napoli, quasi ci mettevamo vergogna di essere napoletani, non è perché effettivamente poi dalle giornate mandavano, sai, un fumanello che facevo bordello, la vaiassa così, eccetera, eccetera. E quindi io dicevo, ma a me è possibile, volevo riscattare la città di Napoli, siccome questa è proprio storia, ragazzi. Quando c'avevo avuto 18-19 anni, stavo nel negozio, veniva una guida tale Mimì, chiatto, che parlava 6 lingue, tranne l'italiano, Ok. e portava i turisti al negozio e noi gli vendevamo le cose e lui aveva il 10%. E mi era un signore, si metteva là, si aspettava, diceva voglio la chiuva lui, e ogni tanto mi raccontava qualche aneddoto, e mi raccontò l'aneddoto dell'area di Napoli, cioè che loro nel dopoguerra, gli scugnizi napoletani, e mi erano scugnizi, mi raccontò proprio queste parole, cioè te lì non c'è niente da mangiare e niente da rubare. Quindi noi pigliamo questi barattoli di vetro, il napoletano, i bucacci, ci prendevano le bucce di mandarino dentro, sai le bucce quelle hai mai giocato? Sì. Che è la cosa là. E poi le chiudevano. Stavano questi soldati americani che camminavano, sai, via Caracciolo, Foro Mare, insomma. Allora, area di Napoli, che poi se lo rivedete l'hanno restaurato, sta nel film Operazione San Gennaro, sta proprio nella scena, dice 1000 lire area di Napoli. E questa cosa è proprio reale. E il soldato americano, sai, io voglio andare, prima che sentiva a due c'era adesso figlio e ci regalavo dollari, e quel dollaro faceva sopravvivere lo scugnizzo. E a distanza di una ventina d'anni, sai che sta cosa mi teneva in capo così, l'ho rifatta, però l'ho rifatta bene, come se la facesse Giorgio Armani, col packaging, c'era la scritta area di Napoli, infatti. C'era È una figata. c'era scritta, sai,
adatto per insistenti attacchi di nostalgia, ispirate profondamente, prodotto consigliato per napoletani viaggiatori, emigranti, eccetera, eccetera, no? E quindi questa cosa, e lei mi segna la vetrina del negozio dove vedeva l'abbigliamento, l'avevano fatti riciclati. Fu una follia, perché mi ricordo che andai a comprare queste lattine e ragazzi, una volta non c'è su internet, c'è in pagine gialle. Certo. Allora tu buatte, Non trovava, non c'era. quindi riuscimmo a trovare una che faceva dei barattoli di pomodoro di parte, aspetta, come si chiamava il paese? Sant'Egidio Montalbino, che stava questo signore che c'era questa fabbrica, gli mancavano 2 o 3 dita perché con le lamiere si tagliava. Andai là e comprai queste cose. Il problema è che i soldi quando 20.000 lattine. E all'epoca 20.000 lattine. perché Ma uno poco se ne faceva. e infatti io dissi ok, ci avevo vediato un po' sdatato e chi mi dice sì, io ci facette un assegno per sdatato. Quando arrivavano le lattine era un autotreno, una cosa che non finiva 20.000, capite? E dovettimo portarle in una casa di un amico mio a Monte di Procida vuota. Ma immagina, noi alla sera chiudevamo il negozio a terra, io, mia moglie, gli amici miei, io non ho passato a casa a Monte di Procida, chini lattini, senza corrente, con le candele. Chiudavamo le boatte dell'area di Napoli, le mettevamo nello scatolo, lo chiudavamo e poi ci mettevamo lo spazio con il sigillo postale con timbro, perché è tutto, capito? Poi dentro ci abbiamo messo le istruzioni, cioè che cosa contiene l'area di Napoli, Fatto bene. geniocitrina, cozzecaina, pulpato di foia. Cioè, quello sul bugiardino sta proprio letto, è un dispositivo medico. Capito? Lui l'ha fatto proprio come se fosse un dispositivo medico. Soleina. Ma quindi tutto ciò è stato fatto sempre per un fine creativo. No, è stato fatto proprio per restituire alla città di Napoli Sì. questa invenzione geniale Ok, che è la nostra. ok. Anche perché poi, Quindi riscatto e creatività. bravo, effettivamente io ho girato il mondo, no? Proprio sono stato in Polinesi 2 volte, di scuola, a me mi piace. Che molto molto, vabbè, sempre sono stato a Ibiza quando si senti Martin, quando qua ci stava ancora la musica normale, là ci stava già, come si chiama quella? No, qua stava un disco, l'house, c'è tu a credere. Ti porti la cassetta dal Pasciano, no? Quando arriva a Napoli, non è più Ibiza, capito? Così la musica è bella. Allora, tu quando ne vai da Napoli, ma che ti porti? Napoli che è atmosfera, che stai? E quindi l'area di Napoli, finché non la apri. Sta là, è Napoli. Infatti a me vanno pure Un po' di Napoli in barattolo praticamente. perfetto. E la gente, perché io nel 1994-95 mi ricordo, ho fatto il primo sito internet quando ragazzi, per aprire un sito, però non è che si poteva comprare, solo un sito 94-95 penso che voi siate stati il primo sito Sì. internet italiano, Sì, probabilmente. dovevi togliere la spina del telefono e mettere la spina alla cosa, no, No, prima era così, sì. Ingresso a DSL. Ma stiamo parlando dell'epoca dei tasti, non del touch. Beh, cioè- Dello scemo veloce, stiamo parlando di quello. e Ok. tutta la gente, sai, ci ha mandato delle email che io poi feci per un piccolo libricino, niente che insomma, vi lo sito quanto è bello e ispira tanto sempre, che la gente dice da tutto il mondo, che immagina da emigrante a 20 anni a Brooklyn, a 20 anni in Germania, che non è come mo che pigliavo l'aereo, all'epoca ci volevano 600.000 lire solo per pigliare un volo Parigi-Napoli, Sì. insomma. E chi mi scriveva delle cose da piangere, tipo Stocio in Germania, e i miei valori sono sempre gli stessi: prima il Napoli, poi mia moglie e mia figlia. Ottimo. Oppure c'è tanti messaggi tipo Veronese pentita. E quindi niente, e questa cosa poi io feci la maglietta identificativa, io identifico nel napoletano clou Totò, no, il napoletano ma no, perché Edoardo pure per l'amor di Dio, però napoletano proprio la napoletanità è Totò, quello che non è violento, non si incazza mai, abbattuto, l'intelligenza, proprio tutto. E quindi feci la maglietta con la scritta della famosa lettera di Totò, fu la prima maglietta che ho fatto. E la feci così come l'avrebbe scritta Edoardo, cioè Peppino, non
molti l'hanno scopiazzando, me l'hanno fatto con tutte le battute pure a forma. Invece io facevo proprio la lettera che realmente scrivevo, cioè proprio solo la lettera, non le battute che non ci azzeccavano. Come un tributo proprio. E feci questa signorina, veniamo con questa mia dici che sono 700.000 eccetera eccetera, casa come lo do, e una cosa ebbe successo, cioè la gente impazziva perché non ci stavano le magliette con le scritte napoletane, nessuno ci aveva pensato, eccetera. Poi cominciai a fare le shirt con le scritte, vabbè, che la Giorgio Armani diceva guarda macchina abusiva, 10 facetemi sta quieta, e poi feci delle magliette. L'idea mia era di lottare contro, ma sempre vendendo abbigliamento e tenendo uno scaffale con queste cose che facevo. Infatti il successo venne perché addirittura venne Fiorucci, Elio Fiorucci, che io conoscevo in vista, però sai, Certo. e entrò e voleva sapere chi faceva quelle cose. E poi mi invitò a Milano, andai pure da lui perché lui c'aveva a San Babila, c'era il negozio Fiorucci all'epoca. Si interessò della cosa, poi non si riuscimmo a fare niente perché secondo me era troppo presto. Mo Napoli è da esportare in tutto il mondo, poi l'ho fatto quando la gente si mette a essere napolitana, cioè io con i figli miei, mia moglie sai quelle cose come solitamente la madre dice parla italiano, dice no, dice Naretta parla napoletano, perché secondo me la ricchezza tergiverso un attimo. La ricchezza di Napoli e dei napoletani è la napoletanità che si sanno mettere in capo tutto quanto e non la dobbiamo perdere. Non la dobbiamo perdere, prima cosa, non perdendo la lingua napoletana, che è una lingua, non è un dialetto come è una lingua che c'è poi i suoi dialetti, no? Perché io sono anche un ex calciatore, quindi ho giocato in tutte le province di Napoli, a Frattamaggiore, a Cerra, a Bacoli, eccetera, eccetera. E quindi io conosco anche i dialetti del napoletano, che sono praticamente, che devo dire, a Bacoli dove andò a cenare fra poco con degli amici ex calciatori, Eri dice tu fuvo. Mamma mia. A Cerra, nel caso Mai sentito? dice tu eri, dice tu siva. Figurati. Io capisco a tutto quanto, come a Ischi Alzaccio dice sei piccolo, si pitt. Io riesco a capire pure vengono dal francese, eccetera, eccetera. Quindi la napoletano è una lingua perché ragazzi, la gente non ci fa caso a queste cose, ma il linguaggio a che serve? Praticamente a comunicare, no? Ma se tu non capisci vuol dire che la mia lingua funziona. Certo, sì. Okay. Il napoletano, paradossalmente, c'è stato un tentativo da 2 anni fa di fare una lingua che si chiama Esperanto. Me lo ricordo, sì, me lo ricordo. Sì. Sta quello non mi suo vocabolario. Con tutte le parole, il napoletano è già un Esperanto. Ok. Proprio un Esperanto perché contiene le inflessioni di tutte, dal francese allo spagnolo, al latino, al greco, al tedesco. Se non sbaglio, l'esperanto con l'esperanto volevano lo scopo era quello di creare una lingua globale, unica, sì. unica. Cioè è una lingua combatta che tutto quanto dicono yam belli, cioè già hai capito e io quando sono stato in Polinesia a sera mi chiamavano napolitano e io raccontavo i barzellette. E loro Io so capivano. un po' di inglese scolastico e se veniva francese e tedesco e allora mi chiamavano proprio la sera raccontavo i barzellette. Capito? Allora voglio dire, è una prova provata che la lingua, perché il napoletano, allora, noi siamo l'ombelico del mondo, ed è vero, perché siamo al centro del Mediterraneo, ok. Tutto, abbiamo inventato tutto, diciamo come, qualcosa non l'abbiamo inventato, però quello che non abbiamo inventato l'abbiamo semplicemente migliorato. Il Pumarolo sono venuto avanti, le pesche, e noi facciamo il percorso, indovino, cioè abbiamo esaltate tutte le qualità, cioè, Ok. Anche di quello che non era nostro per l'amor di Dio, all'inizio. io non voglio dire niente, il sushi per l'amor di Dio, ma io ho mangiato i gamberoni crudi a Bacoli, ho mangiato il risotto alla pescatura con l'ancio fallone, con l'ancio bronzo, non ce la fai. Allora, noi parlammo con Fabio Brescia di questa cosa. Fabio Brescia ci disse che noi siamo molto italocentrici e napolicentrici. Cioè ci crediamo veramente, insomma, Al centro dell'universo. Guarda, forse non lo siamo, io ho avuto a che fare con i romani, no? Perché mi chiesero di fare Romania, però io sostanzialmente... Ah, guarda, hanno chiesto di fare Roma Mania.
all'inizio proprio, no, ebbe successo questa cosa e a un certo punto che parliamo, voi siete arroganti, no? Perché giustamente il mondo l'avete creato voi, diciamo così, con le leggi, le cose, quindi qualsiasi cosa parliamo, dice le strade abbiamo inventato noi, le bighe abbiamo inventato noi, ha già capito, avete fatto tutte cose. No, sono arroganti a giusta ragione, perché loro hanno creato veramente delle cose, però noi napoletani siamo simpatici, allora qualsiasi cosa, qualsiasi prodotto, no? Funziona, se è napoletano è anche simpatico. Esempio pratico, Albero Macic, Ok. allontano i cattivi odori. Ok. Sì, certo. Io facetto, ma io sto parlando quando era complicato proprio a Tom che ti faceva questi prodotti, fece il corno profumato, fortunato corno profumato, corno Macic, allontano i cattivi odori e vanno perché. Ecco. Ma non è Albero Macic può pure chiudere. Sto per dire una cosa che lei probabilmente non sa di cosa sto parlando, ma suo figlio sì. Faceva i meme quando non Non esistevano. erano di moda praticamente. Come no? Ecco, tu sei la nuova generazione. Uno dei motivi che mi ha spinto poi anche a aprire tutto questo che sto facendo sui social, no? Sì. Partiamo dal presupposto che il giorno prima che io iniziassi Napoli Mania, quindi stiamo parlando, se non mi sbaglio, inizio aprile, fine aprile, non mi ricordo bene, io avevo disinstallato l'applicazione in seguito a un litigio con la mia fidanzata perché stavo sempre questo marrone telefonino. Ecco qua. Allora io ho disinstallato TikTok perché io nei periodi di stress sfogo tanto nel telefono. Ok. È sbagliatissimo, il mio Vabbè. modo non ne risente, preferirei leggere, però purtroppo quello è più veloce e più facile come accesso. Però che è successo? Nella notte un'altra persona era diventata virale con un'idea di mio padre. Cioè, e su possiamo Instagram dire? l'era di Napoli. Ok, Non so il personaggio. ok, io niente. Allora, Certo. mio padre, sempre un suo insegnamento, no? A Romagna tutto quanto va bene, capito che intendo? Sì. Cioè, io non posso prendermela con una persona che ha una bancarella. Però quello che a me ha spinto a poi rifare tutto quanto è che la paternità dell'idea, oltre a essere la città di Napoli, se ad oggi, nel 2023, si parla ancora di Napoli, di area di Napoli, io pretendo che si pensi a mio padre. Quella famosa intervista di Crepen che girava su TikTok, Crepen la parlava di babbo. Cioè, io ci tengo che venga preservato il patrimonio intellettuale di mio padre e tutto il lavoro delle persone che ci sono state vicine nel tempo. Quindi è nata come una sfida personale di restituire a un personaggio, a due personaggi, perché in questo discorso ci rientra anche mamma. Ciao mamma, questa è una cosa classica. Beh, certo, vabbè, sì, ci sta. Ci rientra anche mamma, e proprio per salvaguardare questa cosa. Poi in più io, figlio d'arte, sono innamorato della mia città perso. Io ho lavorato anche in Trentino Alto Adige, ho avuto a che fare, e quando sono stato là 4 mesi fuori, io mi sono reso conto che c'è ancora gente che dice no, io a Napoli non ci vengo, ho visto Gomorra. Che io quando sento queste cose, a parte che mi rendo conto del peso della persona che ho di fronte, Vabbè, purtroppo certo. è brutto da dire, però è una persona che fa determinate valutazioni, ha un peso, tu sei quello che Sì, pensi. ok. E poi però ti rendi conto che effettivamente non è ovvio ribadire il patrimonio culturale che abbiamo, al di là dei monumenti, tutto quello che poi io, la fortuna secondo me della nostra pagina a livello social, Sì. sto parlando, è che noi spaziamo un po' di più a 360 gradi, non siamo dei tecnici, siamo degli appassionati, giusto? Bello, va, che bella E cosa questa cosa qua, secondo me, ci ha dato una mano perché anche parlando con voi, parlando con altre persone di cose che adesso non posso dire perché usciranno a Non ti breve, preoccupare. la spontaneità, capito? Oggi ci sono tante persone bravissime, io li ho conosciuti tutti quanti bravi, però facciamo tutti quanti cose diverse, quindi è giusto che ci siano tante persone che parlano di Napoli. Io lo faccio, io con Babbo, lo facciamo nella chiave che riguarda il negozio, e proprio la nostra caratura, il modo di raccontare come papà fa le magliette, capito? Che vi contraddistingue. Io faccio delle magliette, ho sempre cercato di fare magliette intelligenti, ho fatto anche delle magliette all'inizio contro la droga, però non si vendevano perché ho scoperto che la gente non può sapere il problema, no? Infatti la maglietta facendo questa quell'altra che Io sempre 99. no, perché praticamente 99. feci anfetamine, no? Feci la disegno delle anfetamine, no anfetamine, già te incartite, Ecco. Ok. cocaine, tu fa credere e potolas, ti fa perdere la libertà, che è un pezzo di una canzone napoletana. Ok. Quindi ho scoperto dal punto di vista commerciale che la gente non può leggere anfetamine, non può leggere cocaine, hai capito? Quindi praticamente dalla maglietta
tengo artiti che ci vuole anfetamina, la maglietta si sta vendendo. Vabbè, comunque una cosa che voi ragazzi probabilmente non sapete, sempre nella mia follia, a un certo punto mi sono resi conto che Napoli, la cartolina di Napoli, Upina, no? La Posilio, no? Sì, sì, sì. Non esiste vecchio. Era come a Parigi la Torre Eiffel. Parigi non so se hai capito di che cartolina stiamo parlando. Sì, la quella cartolina dell'albero con la Bravissimo. panchina di fianco. Con Napoli di fronte. Esatto, il Vesuvio, il Golfo. In questo momento è quell'albero là. Ma perché quell'albero là? Perché l'ho rimesso io insieme alla Lega Ambiente, perché praticamente non c'è più e c'ho praticamente le foto proprio con Upina così, no? Sta a me, e Zragnarella, Tony Cerco, Ma con le magliette che ho sempre inventato io, Song di Napoli, canto di Napoli, che poi hanno fatto film, però la frase è mia, infatti una volta la mettemmo dito anche qui, no? È venuto un signore da Londra che ci racconta questa cosa, che allora si vede lungo il viale il palazzo reale, diciamo, a Londra, e gli si fermò la macchina e lui si mise il kiwi addosso, che adesso è scritto su un ghinato, e spingeva la macchina e pioveva e passò un'altra maccetta è venuto a Napoli a raccontarmelo, cioè, questa è una cosa che ha detto lui. Poi dopo che ho fatto, ho rimesso questo pino, che Napoli Mania è per Napoli, non è una cosa che guadagni i soldi, il business è venuto dopo di conseguenza, però io voglio tirare fuori un'idea, la tiro perché questa idea fa bene a Napoli, quando scrivere bene il napoletano, l'etimologia delle parole, che io lo faccio non amo, lo faccio proprio nutrire, insomma, capito? Ecco. Tu quando dici, ma che non scrivo un libro? No, perché secondo me ama interagire la gente. E invito tutti i napoletani a parlare con i nonni, a non perdere le parole, cioè mentre stiamo parlando ognuno usa dei termini, guarda, sono un italiano, però non sa un italiano che bene. Allora, se tu glielo spieghi, lui è come se gli crescessero le radici sotto ai piedi, no? E si sente parte di una quercia, di un albero che sprofonda. Oltre a questa cosa qua, poi a un certo punto c'è stato il Bassolino a Napoli, facetto la montagna di sale. No, non me la ricordo questa cosa. Vabbè, fece questa manifestazione a Piazza Plebiscito, c'era questa montagna enorme, tutto sale, con i cavalli dentro, che era un'opera arte moderna. Va. E poi mi chiamo il segretario, dice, guarda, noi dobbiamo togliere il sale, certi Ubeghi, napoletano, Ubeghi. Mi presentai a Piazza del Plebiscito, no? Si sta proprio la montagna di sale. Un'installazione Sì, di sì. arte. Una cosa enorme. Ok. Con dei pacchetti chiusi di sale, no? Napoli sale. Si è scritto praticamente prendere la mangiata di sale, buttarla alle spalle che cacciava il malocchio. E tutta scritta su cosa si va, ragazzi. E Bassolino lo fece per prima, la chiuse e faceva così. E tutta la gente gli regalavamo queste cose, no? Mettevo la e chi lo sa di chi la finì a Filadelfia? Dappertutto. Capite? Quella pure è un'opera d'arte. Esatto. Sì. Fatta in questo modo qua. E poi voglio fare solo il remember di tutta la cosa. Poi praticamente conobbi un medico dell'ospedale Posillipo Sì. che mi chiese un preventivo per fare delle targhe in lingua, sai, perché io poi cominciavo a fare tutte queste cose in lingua napoletana, eccetera, eccetera. E io, vabbè, chiaramente, napoletano faccio gratis. E ci feci tutte le targhe per l'ospedale. Per esempio c'era scritto donazione sangue. Tu non ne hai tau sangue, lo devi semplicemente Donare. E ogni cosa, cucinetta mamme. Qua potete cucinare la spigoletta e anche la cotoletta, basta che troppo con un annetto. Ecco. Che si appiccicavano. Feci dell'ironia sulla problematica che c'avevano. Stesso all'interno dell'ospedale fondarono uno scugnizzo club per i bambini, insomma. Io spero di non fare una gaffa. No. In ogni negozio napoletano, oggi? allora per chi ci guarda e chi ci ascolta, Ci sta infatti vostro, chi ci guarda e chi ci ascolta fuori la Campania, sappiate che a Napoli, in ogni negozio napoletano, ci sta un regalo di Napoleoni, una targa. ci sta una targa C'è una di targa di Napoli Napolimania. specialmente esatto. se si tratta magari di un mestiere, magari il pizzaiolo, chi va malo pizzaiolo, sì, sì, giusto? sì, Quello sì. è proprio suo. Cioè, anzi, Le faccio tutte quante io. Cioè voi siete in tutti i negozi io sento stasera che stiamo parlando con un pezzo Con di di storia di Napoli. Napoli. Ma
la gioia più grande che ebbi, il primo Natale con Napoli Mania, no? Che se un negozio proprio la gente ne metteva, veramente la gente in fila fuori un negozio, non ce la facevamo a farne andare tutti quanti. E che io pensavo che quel Natale sono stato in casa di tutti i napoletani. Bello, Come se avessi così. fatto il Natale Con tutto quanto, tutta- insieme. Ho avuto questa gioia, diciamo, come sai, che va al di là del fatto veramente economico, che molte volte hai creduto in produttori sbagliate, però sono delle cose che non facciamo più. Però Felice fece una confezione di cera con le candele, i lumini, no, Cannini. 2 candelotti grossi, Ok. le candele normali e poi candele, candelotti e 6 lumini. Sei lui. Alla citronella. Cioè in ogni cosa, capito? Mettere quel pizzico di napoletanità che, cioè, è il sale della vita, sta poca fa. Io mi sento di dire che voi avete creato un qualcosa che è molto più grande di quello che sembra e che si Di quello che noi forse riusciamo a raccontare. a percepire. Cioè, voi siete effettivamente un pezzo enorme della città e forse, questa è un po' presunzione, forse ora grazie a te e grazie al lavoro che stai facendo sui social, ed è triste pensare, però ne abbiamo parlato prima, si parla di evoluzione, quindi dei mezzi di comunicazione che stanno, sai, grazie a te il lavoro di tuo padre adesso si sta... È come se venisse rivalorizzato per una seconda volta. Questo che intendevo anche prima, fondamentalmente io mi sono reso conto con quell'episodio in particolare, no? Che poi a me non l'ho... Lui è un artista, mia mamma anche è un artista in quello che fa. A me piace stare proprio, io ho fatto animatore turistico, a me piace stare, sono figlio di mi piace Ecco. stare, no, ma mi piace proprio stare davanti al riflettore, alla recitare. telecamera. Io, cioè, casa è stata un attore vero, Fabio, si è seduto Manuel, però io ho fatto musical in villaggio turistico, ho fatto spettacoli per bambini pure, faccio spettacoli di magia per fatti miei, quindi mi piace stare innanzi alla telecamera, quindi lo faccio anche per quello. Però la cosa che mi muove è che purtroppo c'è bisogno di stare anche sui social per avere una legittimazione, e perché io penso che una figura come chi ha fondato Napoli Mania, quindi mia mamma e mio padre, se lo merita, no? Sì. È la benzina principale che mi porta a fare questo. Quando un video va male, io cerco di capire perché, ma per una questione proprio di merito, che secondo me non è che devo avere io, ma deve avere il marchio, perché fondamentalmente il souvenir a Napoli l'ha inventatissimo. Quasi ho Ma- pensato parlare di souvenir. capi? Perché non è un souvenir, perché è una cosa culturale. Se tu vedi il souvenir, per esempio, una cosa che fa proprio un freva, ok? È che se tu vedi le calamite che producono in larga scala, è che io non prendo, sono quelle là con il corno con le foglie. Adesso, a parte la ceramica di Capodimonte, che le foglie ci stanno perché ci sono le teste d'aglio, quello è un peperoncino. Perché i cinese o chi in Bangladesh, in India, non è una questione razziale assolutamente. No, ci mancherebbe. ho capito. Ho capito il senso. Zone del Si è mondo capito. ci sono le fabbriche, non sanno che le cose, che in realtà c'è chi dice che è il fallo di Priapo, che c'è chi dice che è il mignolo di San Gennaro, c'è chi dice che sono un sacco di cose. Aspetta, stai correndo. C'è chi dice che sia... Il fallo di Priapo. Ok, perché è legato a... Allora, quello è appurato che il corno sia legato a fertilità e virilità. Ok, perfetto. Perché Napoli, nonostante sia vicina al mare, è una città agricola, quindi noi veneriamo la fertilità. Ed è per questo che dal Neolitico, o forse dai Latini, questa cosa non è certa, ci siamo portati il corno come portafortuna, che da prosperità, fertilità del terreno, è diventato poi portafortuna normale. Però c'è una side story, che tra l'altro mi hanno una storiella laterale, diciamo, che dice che quando San Gennaro è stato decapitato, mentre si stava aggiustando il fazzoletto che aveva al collo, il mignolo è rimasto anche lui sotto la ghigliottina, ed essendosi sporcato di rosso per il sangue è diventato il corno. Adesso non a mischiare il sacro e il profano, ragazzi, questo ho detto. Certo. Però è anche questo folklore, è una leggenda nella leggenda, capito? Però loro non lo sanno. E va a perché i turisti trasano là dentro perché vedono le calamite con Perché magari si vende tanto e quindi la replicano. Vedono una cosa rossa, la replicano, però intanto è quello che invade il mercato, perché purtroppo oggi una multinazionale che entra sul mercato, che mette i soldi davanti, ti fa una fabbrica e ti butta a terra milioni di quantitativi come calamite. Cioè, tu la piccola impresa... E allora dove sta la bravura della piccola impresa? È quello essere unici. E io ho la fortuna di avere 2 genitori
che hanno saputo gestire questa cosa. Papà, Che hanno saputo creare qualcosa di unico davvero. E mamma è lato amministrativo. Ti passo su. Vai, no, perché allora, prima cosa io quando ho cominciato a fare queste cose ho sempre voluto solo prodotti napoletani, perché adesso c'è il 100% verace fatto a Napoli. E quindi praticamente la maglietta e lì producevamo qua a Napoli. Ah, tutto prodotto qua. Il tuo Made in Italy era 100% Era made in Napoli. verace. A un certo, infatti una volta comprammo delle magliette e questo pezzo di galantuomo, le magliette erano Spagna. no, dell'Honduras. Ok. Quando a un certo punto mi accorsi che le magliette erano dell'Honduras, ho detto ma che hai fatto? Ma come Napoli, le magliette dell'Honduras? E allora, perché all'inizio è uscito, Made in Honduras. mi venne un'idea geniale, perché i napoletani, ma non perché sono io, perché tutti i napoletani hanno la genialità dentro, solo l'hanno tirata fuori, io l'ho tirata fuori fortunatamente. Allora le magliette erano dell'Honduras, io ci ho scritto prodotte honduregno e Napoli, Ah. capito? E che se è Totò, che ti vende la fontana di Trevi, perché Honduras diventa honduregno e Napoli. Honduregno di Napoli. Stai chiedendo scusa educatamente di questa cosa che non... Certo, in maniera simpatica. Esatto. E poi io all'inizio quando ebbe proprio successo, quindi a fine 97, 98, mi hanno chiamato a Londra. Io ero appena nato in quel momento. Negozi a New York, cose. No, io invece, come la vedi, la pizza a Napoli, Ok. la paella a Barcellona. Ok. E potevamo mangiare, cioè, in ogni posto del mondo, perché la cosa bella sta là. Invece la gente che fa, va a mangiare la pizza una chiave a Barcellona, la paella una chiave a Napoli, non va bene così. Cioè, capite? Ogni cosa deve, la peculiarità è proprio quella, la cosa bella. Se io vado a Basciuburg, perché a chi ha fatto i ranci fullune e me li compro e me li vado a mangiare, mi sto mangiando una cosa, invece quel vasetto dei granchi, ma che so, no. Quindi praticamente il mondo è bello perché è vario, invece loro ci vogliono uniformare che tu... La globalizzazione. La globalizzazione, io ho fatto il motto mio, è non globalizzatevi, napoletanizziamo il mondo, che è meglio. Ma io lo dico seriamente. È trattata. No, non globalizziamo, ma io questo lo sto dicendo proprio all'inizio, quando cominciò la globalizzazione, che ben venga la globalizzazione positiva. Ma no, hai capito? Se mi porto una cosa, la faccio tale qua, la faccio pure qua, e tutti quanti tale qua, e tutti quanti insomma appresso le stesse cose. Non c'è più gusto nella vita, capito? Voglio dire. Cioè io il panino mi voglio mangiare, insomma, per l'amor di Dio, mi voglio mangiare l'hot dog a New York, io sono stato a New York, ma ci mangiavo l'hot dog. Ma si vede che ti fa un banchinato con la lattina di hot dog la conferma. O quantomeno ci può stare, però c'ha da sapore quello che vengono pure pulpo. Cioè quello, noi dobbiamo essere aperti alle contaminazioni. Mio padre, quello che non voglio che poi passi il mercato, cioè un messaggio che, cioè, va bene la contaminazione, perché poi la cultura napoletana è anche contaminazione, perché noi siamo sopravvissuti perché ci siamo lasciati contaminare il giusto, però dobbiamo anche essere bravi e continuare a capire cos'è il giusto, capito? Perché sì, a me mi arapo Mac caffè in da galleria, ok? E papà ha fatto la tazzina subito, Mac ciofeca. Ecco. Il caffè è una cosa italiana. Starbucks che adesso è Starbucks aperto. dentro la galleria, per amore di, cioè posti di lavoro va bene, però poteva aprire anche Gamberinos 2 la vendetta, ma per dire un nome, uno a caso, capito? Allora se tu mantieni la tradizione va bene anche, però non bisogna poi lasciarsi contaminare lasciando indietro tutto quello che poi hai, che è bello, non è brutto, capito? Cioè non vogliamo passare per i conservatori ostinati, assolutamente, non sia mai. Perché Napoli La lingua napoletana è sempre in evoluzione, non cambierà mai, cioè non è mai finita, capito? Ci sono sempre delle nuove parole che io scopro, la gente proprio il napoletano Si evolve. si evolve, capite? La contaminazione, ma scusa, mica No, certo. però come facciamo una Che senso, chi l'ha inventato? anche perché so il pomodoro è stato importato come ortaggio, non è come la patata. Vabbè sì, no, la patata che fosse americana lo sapevo. 400, quasi 1500. Non sapevo anche il pomodoro. Però La pizza era solo bianca prima. è la focaccia fondamentalmente. sostanzialmente Quella che noi chiamiamo focaccia. la mangiava papà, era la marinara, cioè aglio Aglio e olio. e basta. Manco neanche i peperoni, i pomodori. Però quello che giustamente aspetta, io mangio perso. Nel frattempo, siccome abbiamo parlato di caffè, Sì, mi è scattato esatto. la faccio il caffè. Grazie. Avviso.
Non è un caffè fatto con la macchietta. No, Ok. Non ti preoccupare. Mi sono... Anche perché questo peso da il caffè napoletano pure sappiamo che è importante. Prima per i McDonald's a Piazza Municipio, per l'amor di Dio, non è che c'è un McDonald's, però c'è su McDonald's in America. Io mi sentii offeso e feci un mantesino che sarebbe il grembiule. Sì. Mantesino viene dal latino mante antesinum, mantello davanti al seno. Seno. E da qua mantesino, è napoletano. E si è scritto McChicken no McFish. No, grazie, McFurrow. Qua stiamo parlando proprio all'inizio che c'è un manifesto, come si chiama quella cantante di colore? Tina Turner. Tina Turner, che fece un concerto non so dove, e capita questo manifesto fra le mani, no? E io all'epoca non ci avevo computer, lo feci con i trasferelli. La buonanima dei trasferelli. Cioè, ci aggiungete innanzi a Tina Turner, un altro T, un altro I. Tina Turner. Tina Turner. No, che poi Ci vuole genio. Sì, no, ma anche. quello io infatti c'ho parente, mi sento proprio poco in difficoltà perché io alla fine, no, l'idea dietro ai format che facciamo Sì. è papà, tu lo facevi già in televisione anni fa, portiamolo su social con delle metodologie diverse. E poi sono stato fortunato perché TikTok, fondamentalmente sono arrivato su TikTok in un momento in cui l'applicazione ha un poco cambiato identità, si è ispirata un poco più a YouTube, proprio come formato. È amaro ed è terribile. Ok? No, noi lo pigliamo amaro, il caffè... cioè infatti tipo, io te lo volevo dire, come fate pigliare il caffè con zucchero? Allora, aspetta. Ammetto, non è il miglior caffè del mondo questo. No, vabbè, però... Ma mi stai condizionando? Tutte le puntate dice un caffè fa schifo, ma mi condiziona. Mamma mia, l'avete preso proprio poco maledetto e subito, l'avete Perché preso? Stuart, no? Ah, ok. Bene, aspetta. No, però, no, ce l'ho qua l'acqua, ti ringrazio. Quello che stavo dicendo è il fatto di lasciarsi... Facendo YouTube. No, Quindi io che a me piace tanto YouTube, Ok. mi sono trovato bene e ho capito Un pochino come funziona. I dati fondamentalmente ringraziando di mandare ragione, spero continui così. Facciamo le dita. Siamo però quello che ha detto lui prima, il fatto del lasciarsi contaminare intelligentemente, c'è un sacco di gente, e qua parlo un po' del lato social perché poi là Prego, figurati. che scrive per scrivere, è bellissimo. Sai, la gente che dà fiato ai polmoni, Ok. ci stanno questi qua che dicono Parla perché una ha la volta io bocca. dissi, tu lo sapevi che a Napoli quando uscì quella stupidaggine del decreto che chi parlava inglese, e io dissi a Napoli già ti arrivano le multe perché parli francese, e feci raccontare a papà un paio di termini in francese e poi raccontammo un termine che deriva dall'inglese. E quello ha detto no, io so che dallo spagnolo non penso proprio, un signore scrisse, non penso proprio che vengano le parole dall'inglese. Ma ti posso elencare almeno 5 parole che vengono dal dopoguerra, capito? Sikinenza, shusha, Sikinenza è quando un prodotto è dozzinale, sparatrappa anche, shusha è lo shoeshiner, e sarebbe lo strascarpe. Sikinenza è quando una cosa non è buona perché second hand, quindi seconda mano. Il signore che viene a scrivere... Questa questa mi mancava. Dovete recuperarle. Parlare con le persone anziane che hanno, capito? Io tutte le parole che penso pure, belle pure una domanda e cerco di capire perché Da dove derivano? bravo, è semplice come concetto. Io non ho studiato, cioè ho studiato normale, nel senso liceo scientifico all'Istituto Bianchi di Prive, al quarto anno mi hanno cacciato. Bene. Poi andavo bene a scuola. Ok. Voglio dire, ho capito come funziona la lingua napoletana, anche nello scrivere, perché molti, sai... Allora, tu pensa che il napoletano, faccio una piccola lezione di napoletano, è una lingua arcaica. Ok. Allora, mo ya Allah, che è la cosa più difficile da scrivere, mo ya Allah. Te ne devi andare da lì. No, devi andare di là. Sì, Allora, mo devi ire da là, capito? Mo ya devi ire, capito? Te ne hai da ire, capito? Ok. Basta che tu lo pensi, La devi costruire. La devi costruire. la casa, o signore yet a casa, capito? La devi pensare in una lingua arcaica, in italiano arcaico, perché poi guarda, la lingua toscana, che poi è diventata italiano, quando è stata fatta esisteva il toscano e il napoletano.
che si parlava in tutto il periodo, Toscana si parlava, e poi hanno scelto Toscana, pezzi tante cose, per compagnia cantante, insomma. Però noi abbiamo un repertorio più pieno, e io ho imparato come si scrive il napoletano perché Ah, quello proprio napoletano, lo napoletano. scugnizzo, no, tu scrivi lo scugnizzo, lo scugnizzo, togli la L e metti l'apostrofo, si chiama poco, vabbè, sembra l'apostrofo, e quindi molti lo mettono dopo, chi le occorrono, Esatto, però a questo proposito, con questo meccanismo che tu immagini gli italiani con le lettere che non pronunci, dove non le pronunci ci va l'apostrofo di toncamento. E quando arrivavano questi manifesti di queste multinazionali dei dolci, non so se posso fare nome o meno, che mettevano o apostrofo mare, per esempio, no? E che ho cos'è un capito. cognome irlandese? Ho capito a cosa ti Cioè, stai riferendo. informati, capito? Ultimamente forse hanno trovato a qualcuno, perché ho visto quelle poche cose che hanno fatto. Io, amici, io chiaramente a tutti quanti, gratuità, ma io ho fatto la mia figlia quando si è sposata, mia figlia più grande, feci la partecipazione che era praticamente scritta annunciazione. Stava il nome e il cognome del marito di mia figlia, a chiesa, eccetera, eccetera. Gli sposi riceveranno tutti questi signori incubattati, come le scicche Che film una pittata. hai visto la falanghina dove si beve, si mangia e si fa moina. Potete portare pure il creatura e sono gradite le mostre. Bellissimo. Cioè, che tu ti hai scusato e fare una fa contenta la gente, cioè si divertire tutto quanti. E quindi anche in questo caso, annunciazione, vediamo la smorfia Troisi, capite? Sì, Il piacere sì. di conoscere la persona. Wow. Ho venduto un pantalone all'epoca che io vendevo abbigliamento. Certo. Ed era una persona bellissima, cioè così, come si dice, scornosa, si metteva quasi scorno, cioè non mi aveva manco chiesto lo sconto, ce l'ho fatto io d'ufficio. Allora, mi viene da fare una domanda, perché qua c'è un fiume in piena di cultura napoletana. Io voglio sapere come fate a sapere tutte queste cose, dove e come le avete imparate. Non esiste una scuola di napoletano, voi sapete tutto di Napoli. Io l'ho capito perché mi piace e quindi praticamente ho incominciato a capire proprio, ma pure ci stava uno che lavorava con me, no? Che un fabbro, Pasquale. Fabbro musicale, perché praticamente faceva il fabbro e poi fra una cosa e l'altra teneva la bancarella con le cassette false mixer. Ah, perciò fabbro musicale. Ma Ed vabbè. è scritto coppa la rubrica Fabbro musicale. Allora ogni tanto dicevo, no, che facevo Palazzo a Men. Insomma, praticamente ci ho messo 10 anni per capire Palazzo a Men, che tu a Napoli se vai al centro storico, Palazzo a Men sono 8 anni. E sarebbe? Palazzo Amendola. Ah, certo. Razzamento. E una persona parlando con me mi dice, no, devi capire che il Blindon... Che è Blindon? No, come si chiama? Blindon. Ma chi è su Blindon? O Presidente degli Stati Uniti? Bill Clinton, Blindon. Capito? Quindi in napoletano Una crasi strana. Totale. praticamente è l'orecchio musicale. Il napoletano becca la musicalità del suono e conserva quella. Ma tu ci puoi dire Poi come lettere puoi mettere poco che lo capo tu. la piglia Palazzo Amendola e la cagnò nonna, dice che si chiama Palazzo Amendola, punto. Poi ci deve Bill Clinton, quando feci l'area di Napoli, la mandammo a... Alla Casa Bianca. Veramente, alla Casa Bianca avete mandato la verità. Il giorno negozio, la lettera, Casa Bianca, White House, col coso dorato. Fermi. Con lo stemma. Nella Casa Bianca. C'è un barattolo di area di Napoli. Ci ha risposto, cioè, ti ringrazio per il regalo, io Bill Clinton. Chi per lui? Chi per Poi lui? è scritto Bill Clinton. Sta La prima su, lo presidente. Ma è il presidente. C'era esposto in un quadro, c'era un negozio, non è sforzato, insomma. Scusate l'espressione. No, ma che? Guarda, Però siamo veramente dappertutto. pure la Casa Bianca Ah, adesso. vuoi sapere l'ultimo? Sì, sì. È bellissimo. È nuova, fresca di Amico giornata. mio cuoco, che poi io, avendo giocato a calcio, conosco tutto il mondo, che quando giochi a calcio, ma no, era poco diverso. All'epoca, poi era uno forte, faceva i gol, c'entrava avanti, cose, quindi... Comunque, un amico mio, tifoso mio, faceva il cuoco, e allora facevo cuoco al Polo Sud, base antartica. Un frate ci mandava la venava e c'era la creatura con l'elicottero, penso, cose del genere. E lui quando è tornato mi ha raccontato tutti questi scienziati, guarda, mette una boatta, durava una boatta e la venava, perché poi stava al Polo Sud. E lui mi portò l'ascendino, lo zippo, base antartica, hai capito?
Dai, Infatti, Che spettacolo. insieme ai viveri lasciato. Capito quando... Allora, ho capito che a te è molto facile raccontare queste storie sui social. E infatti quando E loro devono vengono da me essere... e dicono come fai? Aspetta, Eric, io mi occupo della post-produzione, mi immagino il video, ma io tengo basta a casa che naturalmente aspetta, perché poi c'è gente che mette anche certo. oltre vita vissuta anche comunque la curiosità di mio padre, che ha dei testi che studia, comunque che consulta. Cioè non Ok, perciò al di quando fuori. chiedevo di come conosciate tutte queste cose della lingua e della cultura ha dei napoletana, vocabolari etimologici, hai... chiaro, però c'ho anche un vocabolario etimologico del 1700. Allora mi dica, perché poi ognuno dice una cosa. 1700, un vocabolario... Sì. Tomo primo e tomo secondo, sta città così fanno. Facciami. Dove c'è proprio questa lingua arcaica, sai, con la pronuncia Ociore, per esempio, non è fiore, è Osciore con la S addirittura, capito? Ok. Quindi praticamente io consulto un po' tutte le... e poi mi faccio l'idea più logica. Infatti stava una cosa banale, che tutti qua dicevano che un cafone, perché chi lo veniva una coppia di montagne si attaccavano ai cafone, è una storiella, la gente però gli piaceva raccontare questa cosa. Invece il cafone, che poi non era un'offesa, ma era una cosa bellissima, perché il cafone praticamente era il contadino, quindi un esperto di qualcosa, quando si era per piantare una cosa, quando si era da raccogliere. Un cafone non era un'offesa. Era una qualifica, guarda. Esatto, bravo. Un cafone praticamente è diventato un'offesa, però viene semplicemente dal greco cacofonis, banale, perché praticamente stanno chiaramente in dei paesi 3 persone, 4 Certo. persone, non è che parlavano, e quindi era cacofonico e quindi cafone, ma non è che si attaccavano Ok. Ma infatti mi è sempre È sembrato una un po' diceria, strano. è un... Sì. No, ma addirittura Pure perché io non me l'immagino. il Portogallo, il Portogallo si chiama Portuale perché i francesi arrivavano a Napoli e regalavano questi arance a tutto quanto, Portuale, per te, no? In francese Portuale. A parte che non c'è mai questa cosa, i francesi regalavano i Portuale, perché i francesi regalavano i Portuale. Infatti. Il Portogallo, perché dal Portogallo? Perché i portoghesi furono i primi a importare il Portuale dalla Cina, e portare in Portogallo come Persica, perché vengono dalla Persia, perciò si chiamano i romani l'hanno portato, capito? E si chiamano Persica perché vengono dalla Persia. Se posso Non lo sapevo questo, qua, piccola non avevo idea. cosa al riguardo. Noi abbiamo fatto un video su questa cosa, no? Dove io, tra l'altro, poi uno impara facendo. Sì. E lui giustamente mi ha detto: inserisci questa frase dove noi diciamo che le etimologie non sono mai certe, sono delle ipotesi a cui uno può dare o meno valore. Noi raccontiamo quelle a cui noi diamo più credito. E io dissi questa cosa, racconta il video sempre su sua imbeccata del fatto dei portuali che vennero dal Portogallo, no? Allora, gente ha iniziato: no, vengono dall'albanese, no, vengono dal greco, no, vengono... Allora io ho detto in una storia, ragazzi, vorrei invitarvi a riflettere un attimo. Se tutti i popoli del bacino del Mediterraneo le chiamano allo stesso modo, ma non è che perché lo stesso popolo le ha date a tutti In quanti. effetti sì. Però e questo poi è il lato negativo dello stare, no? Del social. Allora, in effetti è comunque uno spunto di riflessione. Ragazzi, voi mangiate una cosa e lo sapete La rovena. tu ti mangi i fiorelli Sì. Sì. e sai la rovena perché si chiamano fiorelli. Se vai a Milano e dici mi dai i fiorelli, dice ma che vuoi, cioè diceva che vuole questo. Certo. Ok, sì, Certo. parla così. E qualcuno in italiano ne ha tradotti frigiarelli. Frigiarelli. Che poi Friggerelli. una beata perché non si friggono ma si soffriggono, perché friggere significa immergere Nell'olio bollente. invece soffriggere quando li metti sopra. Praticamente vengono dallo spagnolo, da una regione, come si chiama? La Galizia. La Galizia, che è una regione spagnola, franco-spagnola, va? Ok. A nord del Portogallo. Ok. E quelli sono praticamente i broccoli, Mhm. broccoli del freddo. Il broccoli in spagnolo si chiama grielos, è frio grielos, e in napoletano Frio- andate i freddi. Sto male, questa me la devo ricordare. Bella. Queste sono tutte le cose. Sì, io vado al manicomio con queste Tu cose. non guardi i nostri video. Sì, sì, sì. Io tra l'altro ho visto la leggenda sulla vostra pagina, una leggenda che mi è piaciuta un sacco
sui nomi di alcune zone praticamente della città di Sì, Napoli, sì. che mi è rimasta impressa. Quale? Vabbè, quello del Vomero, per esempio, lo so, il Vomere. Giusto, è una ok. zona coltivata Poi del Vomero davanti Posillipo. Posillipo e Nisida. Esatto. Allora, quella è bella, è molto bella, a me piacciono tanto. Quella è poi romantica, se vogliamo. Sì, paradossalmente noi non sapevamo che tipo di impatto avrebbero avuto queste cose perché sono storie. Ok, però non... L'etimologia Pausillipo, pausa del dolore, Nisida, che sta pure la nisidine, che è una cosa che placa sempre il dolore. Ah, ecco. Però La leggenda era bellissima. la leggenda, quella però è l'ha scritta Matilde Serao, quindi stiamo parlando... La vogliamo raccontare a volo? Vai. Vado. Sì. Fondamentalmente Nisida e Posillipo erano due giovani, Ok. stiamo parlando dell'antica Grecia. Posillipo, un bravissimo ragazzo, una persona dedita al prossimo, oltre ad essere molto bello, quindi a me mi ha pigliato proprio come esempio. Oltre ad essere molto bello, era una persona molto prodiga al prossimo. Invece Nisida era bellissima, stupenda, la ragazza più bella sulla terra, però come direbbero in Francia, una cessa, proprio caratterialmente una Yanara. Ok, perfetto. Quindi lui si innamora di lei per il puro sfizio glielo fa credere e poi lo rifiuta, e lui, affranto al dolore, si butta giù. Gli dei, che volevano bene a Posillipo, decisero di trasformare il promontorio in Posillipo nel promontorio, ed è diventato un luogo d'amore. E Nisida, che è diventato un luogo invece di prigionia e di tristezza, nell'isolotto di fronte, perché lei era cattiva. Capo Nisida era un paradiso in terra, perché Certo, bellissimo. Eccezionale. Mi sono ricordato una cosa a voi che pure voi umani dovete conoscere. Pure voi? Umani. Ah, va bene. In questa mia follia, no, della napoletanità, ma io ho fatto una cosa e vi dico che è fatta, mi dispiace che non l'hanno portato. Mi scrisse anche gli avvocati, perché poi a me mi scrivono sempre gli avvocati. Infatti, vabbè. Addirittura una volta sono stato sulla barca, mi scrivette l'avvocato in nomina dell'avvocati, gli eredi di Che Guevara, Niente di meno. che ha fatto una maglietta con basca azzurra scritto "Hasta la vittoria sempre", ma pure un pareggio, pure fuori casa va buono stesso. Cioè, È una cosa che avrei chiesto, cioè, voi dove... abbiamo avuto dei problemi, abbiamo risolti legali, perché voi giustamente prendete il marchio... però no, un conto è sfruttare una cosa, un conto è esaltarla, perché pigliare a Totò, io l'ho sempre esaltato, Certo. mai usato a Totò per fare, capito? Molte cose tu leggi, stanno le foto di Totò con delle frasi che non sono di Totò, Ok. capito? Comunque io ho fatto questa cosa e mi ha scritto anche l'avvocato, e poi è andata la luce e vino come al solito, che ha detto "Vabbè, avete ragione", ha detto "Però non usate le stesse barzellette nostre". Io ho fatto una settimana enigmistica, ho fatto 5 edizioni, ne abbiamo venduto 3.000, però quindi 3 per 5, 15.000, enigmistica napoletana, identica, proprio identica alla settimana enigmistica, però tutta in napoletano, e praticamente ho scritto che facevo questa cosa per fare in modo che la gente pensasse in napoletano, quindi ci stava la pagina della Sfinge, no? Sì, sì. Lei ha diventato la pagina della Sibilla Cumana, con gli indovinelli in Bellissimo. napoletano, per esempio appartamento Fonte Strada, Bascio, Va. Ah, ho capito. zappature, sciaraballo, caffè milanese, ciofeca. Guarda che avrei provato a fare la settimana enigmistica. Sì. Sì. No, a farla voi, a farla... Ah, no, a crearlo, no. Giusto, ad incastrare tutte le cose. Si perdono i cervelli, bazzelletti in immagino. napoletano, poi, sai, tipo l'uomo ragno che va in farmacia, tutto, ti dico cose per folline. No, pure quella è bellissima del tizio della bancarella a Mercalmito. Guardate, ma non ha rubato, e questa è merce già Questa è rubata. merce già rubata. Quindi immagino tutta questa cosa in napoletano, dove io spiegavo anche per esempio che ci sta un personaggio che era un Pulcinella, che era tipo Indiana Jones, no? Che spiegava, perché voi vi siete mai chiesto il fatto sempre che Napoli è l'origine di tutto, no? Certo. Vi siete mai chiesti le piramidi perché sono a forma di piramide? No, sinceramente. Cioè, sì, ma non mi so dare una risposta. invece è semplice, perché il primo architetto del primo faraone era napoletano. Certo. Allora lui la fa a piramide normale, sai, proprio normale, rettangolare con tutti i tombi. Ok. Gli porto tutti i massi per fare la piramide, la tomba normale, quadrata, e questo è buon napoletano, l'architetto, mentre stavo facendo, passavo con cucini, ci sono di cose, ci fa alla stanzetta la guaglione, e io dopo pigliati. A un certo punto facendo tutti questi regali, si rese conto che non poteva più farla, faceva triangolare.
fare una scelta pazza, c'è la novità, cose, capito? Così sono ok. andato- E ne hanno fatte poi altre 3, infatti dal metro era subito bello. Poi sì. altre cose, per esempio, voi dite, io ho fatto Monna Lisa era napoletana. Pure lei. Io l'ho fatta con i bigodini, si chiama Onna Lisetta, così come stava a casa, perché immaginate Onna Lisetta che doveva andare a farsi il quadro da Leonardo da Vinci. E siamo preparati. Oppure bene nascente dalle acque. No, io ho fatto invece dell'ostrica, Sì? l'ostrica, Della- l'ho fatta una cozza, certo. Nanninella nascente dalla cozza. Non era di Botticelli, ma era napoletano, o Vattaziella. È chiaro. Perché Vattaziella è proprio un nome napoletano, quando uno è basso, piccola botto chiamano Vattaziella, stanno pure pescatori napoletani. Infatti Leonardo da Vinci a Bacon, perché c'erano i parenti napoletani. Mario e Saulo che ancora cantavano, Mario è molto troppo. Capito? Tutto nasce a Napoli. Napoli è L'ombelico del mondo. L'ombelico del mondo. Io ci scherzo, però vedi, riconducete un po' le cose. Ok. Troviamo sempre. No, io questo intendo quando, cioè, quello che dico, perché sta in coppia social? No, certo. certo, No, certo, ma è certo. chiarissimo. cercare È quella una molto specie chiaro. protetta, È capito? molto Io chiaro. devo- Beh, esatto. Masto è una Lo devi specie- proteggere. Esatto. Va protetto a tutti i costi. Sempre io, perché mi sono messo questa maglietta qua proprio stasera? Esatto. Che è proprio iconica, proprio. Anche questa è area di Napoli. Io Spiega. questa maglietta ci tengo perché, ovviamente ci fatti, ma tra alcune cose alle quali ho collaborato, secondo me questa è la cosa che mi avvicina di più a qualcosa che ha pensato papà. Perché? Come mi è venuta l'idea? Mi è stata regalata una maglietta della Nike al mio compleanno. Ti voglio interrompere un attimo. È palese come siate. Sono due generazioni a confronto, ma la stessa testa. Siete la stessa Tuo padre, persona a qualche anno di padre, distanza. anni fa gli venne in mente l'idea dell'area di Napoli perché ce l'ha spiegato, ok? Con quelli che erano i mezzi di anni fa e cosa andava in voga di moda anni fa, quel pop lì. In questa generazione, quest'età, questi anni, hai preso la Nike Air. Ma io mi stavo guardando, stavo un periodo, cioè stavo solo dentro al negozio, noi abbiamo uno specchio proprio davanti alla cassa. Ok. E io mi stavo guardando questa maglietta angolo, sempre con le parole sue che mi rimbombano in testa. Dobbiamo napoletanizzare il mondo, dobbiamo napoletanizzare. Ma noi facciamo l'area di Napoli. E sai quando fa contatto quell'unico neurone? Esatto, sì. È avvenuta questa sinapsi all'improvviso. Ho preso il computer da ignorante il quale sono con Photoshop, ma sto imparando piano piano. TikTok vedo un sacco. Io non so voi cosa esce per te a me Non ne parliamo. Grafici, fotografi. A me molta roba diversa. E ho provato a fare, ho detto, mamma faccia Nike per Off-White di Napoli Maria. Infatti dietro, così come in Off-White ci stanno le scritte, ho scritto From the Legend of the E infatti stavo leggendo prima. Brought stavo back leggendo. by Napoli Mania. Perché quello comunque è una cosa leggendaria. Voglio, quando ti compri l'area di Napoli, è una cosa che io tengo che venga attribuita comunque. Tu ti compri un pezzo di Napoli, ma non per il fatto ma l'arte di arrangiarsi, la storia che c'è dietro. È vero. Un periodo storico come quello, dove veramente non ci si manca che cosa era rubato, come ha detto la guida turistica, amico di babbo. Che potevi fare? Potevi solo inventarti di vendere l'aria. E i napoletani l'hanno fatto. Grande. Cioè, noi abbiamo nel DNA quest'arte di arrangiarsi, che oggi è una skill che cercano tutte le grandi aziende, problem solving, no? Certo, bravo. E l'arte che a Napoli noi ci arrangiamo, noi ci adattiamo, noi ci modifichiamo. E la prova di quanto Napoli sia una città che sa cogliere il bene che le arriva, per me sono i quartieri spagnoli. Adesso io sono parte napoletano e parte europeo, perché dico questo? Sono nato a Partenope, Santa Lucia, sono stato 10 anni, metà della mia vita per Santa Lucia, e l'altra metà invece sono stato a Neapolis, perché l'ho spiegato, Napoli ha due insediamenti, Partenope che è quello del Monte Echia e Neapolis che invece è quello dei quartieri spagnoli del centro storico. E i quartieri spagnoli, che io ci sto là da 10 anni, ho visto cambiare il quartiere in meglio. Naturalmente, con tutte le problematiche di un'area urbana con estrema densità popolativa, sì. Però intanto, ma in quanti posti del mondo una zona malfamata è diventata una meta turistica internazionale? Vero. E questo è un merito che i napoletani si devono prendere e si devono prendere a petto in fuori. Che come si ecco un'altra critica che mi fanno. Ma tu perché non parli degli assassini e dei ladri che stanno nella tua città? Ma perché ci sta chi lo fa per me? Io parlo di cultura. Io Sono cose che sono in tutte le metropoli. sono cose che stanno in tutte. Naturalmente io trovo giusto che i problemi vadano affrontati, perché tu una cosa per debellarla la devi conoscere.
però ci stanno pure i mezzi di raccontare le cose. Io mi ricordo il periodo della festa scudetto, quando qualunque giornale aprivi, la prima festa scudetto, il 4 o 5 maggio, non mi ricordo, usciva questo titolo a Napoli, morto per la Me lo festa ricordo, scudetto. che poi non era vero. Praticamente Killer è uno che chiedo Fuyen, per tutti quelli che ci ascoltano fuori Caserta Nord, una persona che si nascondeva da un malavitoso comunque, è stato trovato da altri malavitosi ed è stato fatto fuori. Per tutt'altro Ma, motivo. e ci tengo a dire questo: i civili, le persone normali con questo mondo non hanno niente a che fare, ed è proprio rarissimo che i due mondi si incrocino, ma sono realtà che esistono in tutte le città ed è giusto che qualcuno ne parli. Però c'è anche bisogno di qualcuno che racconta l'altra metà, perché sennò la gente qua ci viene a trovare. E mi dispiace perché che le case perdono non hanno neanche idea che Napoli, a differenza di come tante persone hanno detto, ma là mi permette di dire, secondo me ci stato Zambino e qualche autore del programma che gli ha detto dici questa cosa, che si parla di noi per un paio di settimane. Napoli è una città che ha cultura da vendere anche vicino alla capitale del Mediterraneo, che Roma è stata per tanti anni. Cioè tu prima una volta potevi dire vivo in provincia di Roma, dove? Amburgo, ed era vero, perché Amburgo era una provincia romana. Però Napoli può rivaleggiare perché è stata capitale di un regno che comunque si espandeva dalla Spagna e arrivava in Italia. Noi abbiamo avuto contatti con i Mori, cioè con i francesi, spagnoli, ma noi abbiamo anche parole tedesche nel napoletano, capito? Allora noi veramente siamo un mix di culture, e tanto è vero che ce lo riconosce anche l'UNESCO, che l'arabo, i Mori, appunto l'arabo. Noi siamo testimonianza, anche noi oggi, nel nostro modo di parlare, di tutte le culture del Mediterraneo. E questa cosa sa da sapere. Viene un alieno con la navicella, Sì. invece si fa il giratero con la Omni, Giuffa fa a Napoli direttamente. Era a Napoli. bene o male, Napoli è veramente un piccolo mondo, non stiamo dicendo eresie. No, 0-0. Assolutamente. Sì. Voglio dire, anche proprio i quartieri della città, ognuno ha una peculiarità, eccetera, eccetera. È vero, Insomma, è vero. Vero. E quando Bossi faceva la Liga, si fece successone, dove c'è tu, fece la maglietta, Dio creò la Padania. Immaginai proprio a Dio, no? Che si creano la Padania, l'Italia, il mondo, no? Ok. Poi stava Gesù che rompeva i coglioni e ci fu qualcosa in coppa là. A un certo punto ci macchia la cosa l'Italia, o stava la Padania, e c'è pucca ci mette la nebbia. E Ecco. fece la maglietta, Dio creò la Padania, poi accortosi dell'errore, creò la nebbia. Naturalmente, sempre Sì. siamo in un periodo in cui c'era una forte discriminazione, Sì. un partito nato per discriminare, quindi però satira altri i meme, prima Esatto. i meme come Esatto, diciamo, bravo. capito? E poi lo si fa sempre in modo non cattivo, anzi No, molto no. ironico. No, ironico. Educato ed ironico. L'educazione, noi quel lato della nostra cultura, noi è come alla fine uno ragiona tanto, no? Noi abbiamo queste origini. Secondo me noi è come se avessimo un poco mantenuto lo statuto di polis greca. Che cos'è la polis greca? Una città-stato. Quando Atene, Sparta, nel loro essere città erano degli stati, Napoli ad oggi culturalmente, non sono parole mie, queste sono parole di Federico Buffa, che è un video pure che ha girato tanto, è diventato virale, dove dice: quando arrivi a Napoli, tu nonostante sul passaporto c'è scritto la stessa cosa, tu ti rendi conto che stai in un posto diverso. E Federico Buffa racconta e guarda il padre, e il papà fa Federico Napoli, perché effettivamente abbiamo un'altra lingua, un altro modo di essere, che probabilmente è unico al mondo, perché abbiamo così tante cose diverse, tanti popoli diversi, che fondamentalmente abbiamo mantenuto cose, diciamo, un po' meno belle nell'eredità magari del capo popolo spagnolo, e non voglio dirlo dentro me, ma abbiamo mantenuto anche l'ospitalità greca, che è sacra a Zeus. Ma come ci tratta, come noi trattiamo un ospite Vero, no, certo. vero. hai capito? Allora bisogna difendere questo, e noi nel nostro piccolo, cioè nel nostro, sui social, a modo nostro, come in negozio, fate. lo facciamo. Cerchiamo di alimentare questa cosa, perché poi voglio dire, io in epoca non sospette cercavo pure di fare quello che mo sta succedendo sui quartieri spagnoli. Sì. Ho cercato di fare. A volte con un amico mio che faceva l'insegnante, perché abbiamo pure una classe dove stavano tutti i figli di che non andavano a scuola, ma perché mi chiedevo, come l'hai fatti a via Roma e cose, perché non potremmo fare, perché non e infatti mo sta succedendo. C'è voluto pochi tempi, però Qualche anno. però bisogna conservare la cosa importante, che io veramente lo dico, la ricchezza di Napoli è la napoletanità, e per napoletanità intende che Totò, Massimo Troisi, lo stesso
Mastroianni, che ne parla in maniera entusiasta di Napoli, cioè significa il napoletano è uno vivi e lascia vivere, non è un tutta Gesù e niente a Maria, no, il napoletano è uno che sa campare, capito? Perché noi attraverso la storia, conoscendo il bene e il male, sappiamo che il napoletano è veramente è uno che praticamente lavora per mangiare, non è che praticamente mangia per lavorare. Ho detto una cosa? Non ho capito. il No, senso. certo. Ho capito. Cioè lavora e poi va. No. Infatti c'è questa famosa barzelletta del milanese che è il napoletano che sta pigliando il sole, il milanese fa il pescatore, dice ma perché pigli il sole? Boh, se faccio pescata. Dice ma tu con i soldi che hai preso del pesce compri un'altra barca e poi peschi più pesce e poi compri un'altra barca e poi ti metti al sole. Perché che sto facendo? Cioè la barzelletta che Il dice fine è quello. la sintesi, capito? Io sono, mo ci ho fatto, una persona che l'altra volta un signore mi ha domandato dove sta la Napoli sotterranea, io l'ho già accompagnato proprio fino a là, e ho tedeschi. Che Un'altra bello. volta stavo giù a Borgo Maiale un ragazzo, non so che lingua parlava, non lo capivo, voleva una cosa di gas per mettere la barca a vela ed era di domenica. Allora io stavo andando a casa, stavo tornando a camera, città, vieni con me, Ti accompagno. ferramenta, e tu mi do ferramenta a Sandoci e si al trono, e dice, signore, io non ce l'ho questa cosa. Ah, già, posso trovare, io potevo dire, chi si coppava, dice, tu hai in coppia i quartieri, pigliamo, dice, va in coppia i quartieri, e tu vai a mare, dice, tu vai, guarda, chi se non facciamo questi figure in mezzo, turisti, cose, sei guaglione. So, praticamente riuscimmo a trovare questo che vendeva la bombola di gas, cioè avevo tornato da Borgo Maiale. Io a chi sono lo saccio proprio, non lo sa a me. Però, capito, Napoli, attraverso questa cosa che lui Sì. racconterà, Ne acquisisce valore. Ne capito? acquisisce Più di- Stima, certo. stima. Capito? Però che cosa ne racconta? Perché non sono sceneggiate, capito? Vabbè, Poi, certo, ho se capito. praticamente un turista si appiccica qualcuno si scippa l'orologio, che chiaramente pure si va a Catena di Janeiro con Rolex in coppa d'arci, Fanno stanno in nuovo, coppa e certo. cose, medaglia in raccio. Questo però fa una tagliata di braccio al turista, capito? Sì. Non dice Enrico accompagnato con in coppa, cioè, No, chiaramente l'ha fatta fa- Napoli appena. Fa molto più scalpore, fa molto più click. non so chi. il negativo. Questa è la cosa che c'hanno tutti i napoletani, ce l'hanno dentro e l'hanno tirata fuori, si sono salvati. Esatto, cioè io quello che l'altra volta stavo facendo un video sopra i quartieri spagnoli perché volevo raccontare un poco la toponomastica, i nomi delle strade dei quartieri, che so che cazzo, perché è una delle zone di Napoli alla quale il popolo ha deciso i nomi delle strade. Quelle nascono con nomi tipo Vico Sergente Maggiore, che ancora oggi conserva il nome, perché quello quartiere spagnolo significa caserma, quelle erano tutte abitazioni militari. Ah, ecco. E quindi portavano nomi militari, come Vico Sergente Maggiore, dove c'era l'ufficio e la casa del sergente maggiore, no? Poi piano piano Vico Giardinetto, perché quella è una zona a altissima urbanizzazione, quindi c'è poco verde. A Vico Giardinetto erano uno dei pochi posti dove c'era il verde, tutti i nomi intitolati ai santi a causa delle nicchie e delle edicole che sono state costruite per i santi, Taverna Penta perché ci si va a Taverna Loco. Allora, questo fatto proprio del napoletano, che il senso pratico del napoletano che ha dato il nome alla strada in base a quella cosa là, con Moretti Filippo che è diritto, a Turrette per la torre d'avvistamento saracena, Goppo Gigante perché giù dove adesso c'è la fontana, là prima c'era proprio la statua del gigante all'inizio di via Cesario Console, che poi quella pure c'è una storia, devo fare un video riguardo, non mi voglio spoilerare niente, una cosa che cazzo. Hai capito? Allora tutto questo che ci appartiene, perché non dare voce? A modo nostro, c'è anche chi lo fa, ci sono tanti ragazzi che bravi, io li seguo, ho un buon rapporto con tutti gli altri creator, io non tengo problemi, capito che intendo? Io sono troppo contento Di questo episodio. di questi e che siate passati, perché avete raccontato. Allora, io e Giovanni questo abbiamo detto prima che veniste voi, ovvero abbiamo ormai raccontato tramite i nostri ospiti che raccontare Napoli molte volte. esatto, in tutte le salse l'abbiamo raccontato veramente in ogni modo, secondo tanti punti di vista, e ci siamo detti cerchiamo adesso di allontanarci un po' per fare qualcosa di diverso, ok? Però non potevamo chiudere questo No, io capitolo penso che dedicato alla città. abbiamo chiuso il capitolo Napoli per un po' Esatto. nel modo perfetto, Esatto. con le persone, forse Giuste. sì, Molte cose sembra che a me deve essere proprio un ufficio, dove io rispondo, un ufficio al comune di Napoli, rispondo a chi? Ricordate il tifo quando cominciava a Vesuvio? No? Sì, Sì. sì.
facetemi una cosa di sorte. Perché andai a chiamare l'azienda DAV, Sì. mi feci fare il bagno schiuma Vesuvio, estratto di magma e lava, genera, Lava di golf. tonizza e ti sento come uno che scende fuoco. E feci fare, c'è una cosa che io nella doccia come lavo il bagno, esiste, lo vendiamo. Allora ecco, tu allo stadio di San Paolo metti una gigante, un coso boccione gigante che e tu devi subito lavare col fuoco. Dice, voi fate sempre queste cose e noi le facciamo diventare economia, capito? E ti rispondiamo educatamente, perché non ho detto nessuna parolaccia. Vesuvio, noi il bagno schiuma Vesuvio. Una cosa, ma poi di qualità, capito? Non una cosa... Avete capito? Io non Con è chi hai a che fare ogni non giorno. è facile, voglio. Hai contenuti infiniti. Questo si può Questo è dire. vero, sicuramente. Infatti, Una banca dati. È complicato gestire pure come non dimenticarsi niente, perché poi naturalmente, ecco, vuoi approfittare. Sì, sì. Se qualcuno sta ancora aspettando qualche risposta, le richieste sono tante, noi abbiamo tanti video in scaletta naturalmente, però piano piano giuro che esce qualcosa. Facciamo tutto. Non lo facciamo apposta. Ragazzi, grazie per Noi vi essere ringraziamo passati. per essere passati, per aver preso un caffè che era Grazie a voi buonissimo. ragazzi per averci chiamato. Era eccezionale. infatti quando voglio un caffè di nuovo, È stato un piacere, per noi è stato un piacere. E- ragazzi, niente, grazie, Grazie per averci ancora, raccontato mi Napoli. hai dato l'opportunità di Raccontarci. raccontare delle verità che forse non tutti conoscono. wow.